Bene, noi siamo pronti per la nostra chiacchierata con Roma. I ragazzi dovrebbero essere dall'altro lato del telefono, ci siete? Oh, ci Oh, siamo, Rapcore, quasi al completo. Oh, benvenuti Rapcore quasi al completo a doppia H. Buonasera a tutti. beh, innanzitutto fate un saluto. Allora, ci sono io del Pacino, poi ci sta una persona che ora vi passa. Castichilo, Ciao Rasti. E poi? dottor Krim presente. Ciao Yes. Siamo Krim. quasi tutti e salutiamo Strut che non è potuto venire per motivi di lavoro, ma ci siamo quasi tutti. Lo salutiamo anche noi. Ci uniamo al saluto. E vi rinnoviamo il benvenuto a tutti e tre appunto qui a doppia H. Beh, quando ci siamo conosciuti usciva Intifada, insomma. Sì, eravamo appena usciti con Intifada, anzi oggi è uscito da un mese il nostro nuovo disco. Manca a Esatto. farlo apposta, un mese fresco, quindi... Vedi, perfetto. Come siete Esatto, cambiati dal primo lavoro a Casino 23? Diciamo che da molti punti di vista abbiamo cercato di darci un po' più di professionalità, anche curando molto di più il fattore dei videoclip o delle uscite, lavorando insomma anche con persone che ci hanno dato una mano per sistemare tutto questo. Ho potuto prendere una strada un po' più semplice in questo disco, visto che è stato realizzato in 2 mesi. Abbiamo voluto vivercela tranquillamente, senza darci degli argomenti fissi. Parlaci di che videoclip sono usciti e com'è cambiato il vostro lavoro in questo senso, a livello pratico. Diciamo che abbiamo innanzitutto voluto fare dei videoclip diversi, ogni l'altro abbiamo cercato di prendere dei pezzi che ricoprissero ognuno una fascia diversa, quindi abbiamo iniziato con Mi scivoli addosso, che tra virgolette è una cosa molto classica del rap. Poi da lì abbiamo voluto cambiare genere, abbiamo fatto Campo Minato, che è uno di quelli che ci sta andando meglio, quello là della guerra, una sorta di videogame, e quello secondo me è stato uno dei più divertenti proprio da fare. Abbiamo fatto tanti, ma realizzare quello è stato proprio più divertente. E poi abbiamo fatto quest'ultimo dove abbiamo fatto un po' il paragone tra, diciamo, che è solo un ricordo, tra quello che era, diciamo, il passato e quello che magari poteva essere un futuro, una volta immaginarlo. E quindi abbiamo fatto quel clip, e proprio anche rivederlo per noi è stato molto bello, perché abbiamo proprio passato quello che è stato, diciamo, per arrivare alla realizzazione di queste cose. C'è qualcuno che volete ringraziare che vi ha insomma supportato e aiutato nel videomaking? Sì, ovviamente Emanuele Pisano e i suoi soci per il primo Mi scivoli addosso, poi Throw Up per Campo Minato, Nicola Scelaia per Video Addicted per Sono Ricordi, e Oniro che comunque sta collaborando con noi a tutto questo progetto. Esatto, appunto, si vede Oniro sul disco, quindi com'è nata questa collaborazione e questo supporto? Diciamo che è nata innanzitutto ha lavorato con Rassi al suo disco solista Scandalo, e trovato bene, abbiamo deciso di fare anche una collaborazione con l'intero gruppo, e da lì sono nate belle cose, diciamo, anche soprattutto non so se avete modo di aver visto la copia, pure quello abbiamo fatto un bel packaging speciale, è stato, Sì. Angoli è stato curato smussati. tutto molto bene, esatto. La grafica l'ha fatta Lucci di Broken Speakers, che salutiamo e ringraziamo per quella che ci ha fatto. Live in giro? Live in giro stiamo chiudendo adesso 9 date, abbiamo un paio di cose a Roma, un paio fuori, ma non vi dico niente finché non abbiamo tutto confermato, e certo. comunque facciamo uscire tutto sui siti, social network, e vi dicendo a infatti. breve comunichiamo tutte le date. Ricordiamo i vostri contatti per chi ci sta seguendo e vuole seguire anche voi. Allora, sì, Twitter, @Rapcore Official, poi il Facebook www.facebook.com Rapcore Evolution, e poi abbiamo il sito ufficiale produzionirapcore.it. Casino 23 tracce. Che sono un casino, veramente. Ma io vi passerei Yes. Rasti Kilo. Ciao Se c'è Rasti. Buonasera. 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 Stavamo dicendo al tuo collega, Sì. Casino 23 tracce, sono tantissime. Casino di tracce. Quanta roba ci avete da dire, Rapcore? Ma guarda, è stata una cosa più uno sfogo diretto, capito? 2 mesi, è nata come mixtape, però poi ci siamo accorti che alla fine avevamo tutte basi originali, non potevamo chiamarlo mixtape, però alla fine è nato con quell'idea di fondo, capito? Avevamo le basi il giorno, se beccavamo, scrivevamo, registravamo, così. E in 2 soli mesi siete riusciti a realizzare un disco così denso e ricco, avete già fatto i video, quindi insomma C'è un complimenti sacco, ragazzi. state lavorando tantissimo. Tra l'altro, Poi comunque ricordiamo che siamo ci dà una mano Niro,
Yes. Però comunque siamo sempre indipendenti, le cose ce le paghiamo da solo, quindi volevamo pure fare un po' di più, però comunque sempre qualcosa non riesce, quindi il quarto video esce a giugno. Sì, ma poi tra l'altro le ore del giorno sono 24, quindi insomma state veramente lavorando davvero molto. Tra l'altro giungono notizie di qualcosa che va anche un po' oltre la musica. Quindi quali altri progetti avete in ballo, insomma, per crescere? Guarda, Andrea Deal Pacino si sta cimentando in questa marca, la Border Life. Stiamo aprendo uno studio dalle parti nostre a Roma, verso però la parte del mare, quindi Ostia, che sarà Rapcore, lo stiamo aprendo io e Andrea. E poi io sto preparando il disco nuovo. Comunque ci stiamo tutti occupando di qualcosa. Non vi fermate mai. No, assolutamente. Si ferma Bene. tutto. Noi tra l'altro vi aspettiamo nei nostri studi qui a Milano. Da quando ci siamo conosciuti un anno fa che abbiamo cercato di avervi qui in studio fisicamente, ma mancherà occasione. Tornando al disco, 23 tracce, un sacco di cose da dire, ma si potrebbe secondo te trovare un filo conduttore tra questo, insomma, in questo lavoro, a livello magari di messaggio? Guarda, in questo lavoro più che il messaggio abbiamo più curato la parte proprio rap, capito? Proprio la scrittura delle rime, ci siamo messi là, non abbiamo mai fatto questo genere di pezzi, abbiamo sempre pensato molto alle cose che dovevamo dire, come dovevamo scriverle, che concetti dovevano arrivare. Questo è stato più una cosa di pancia, diciamo. Un altro lato del rapcore, capito? Non potevamo sempre fare, noi presa a male, però non potevamo fare sempre quelli seri, dovevamo fare pure un attimo a vedere che sapevamo fare rap in altri modi. Sì. Volevamo chiedervi intanto dove si trova il disco. Esatto, la distribuzione. Allora, a Milano si può trovare al WAG e altri negozi del settore, a Roma da Graph Dream e da Block, e soprattutto sul sito di Oniro per gli ordini e spedizioni ovunque, senza nessun problema, andate su quel sito. C'è una traccia alla quale vi sentite legati in modo particolare rispetto alle altre? Visto che insomma è un disco uscito di getto, ma ce n'è magari una che proprio quando è uscita vi ha ribaltato. Senza dubbio ci sta, almeno per me, ed è quella del nostro prossimo videoclip. Che quindi non puoi dire. No, ve lo dico, è quello che ho perso. Ok, perché? Cioè, legata a qualcosa? Perché ovviamente, insomma, quello che ho perso siamo andati un po' più a scavare realmente nella nostra anima, abbiamo più cacciato, insomma, parole un po' più pesanti, nel senso, quella, anche risentendola, secondo me è un bel flusso di sentimenti, e poi anche ci sta quel ritornello cantato da un nostro amico che fa rock, che dà un bel clima a quella traccia. Rusty e Dr. Cream concordano o hanno... Rusty e Dr. Cream concordano. Ora sentiamo qual è il vostro pezzo a cui siete più legati di Casino 23? Forse sì, anche io quello che ho perso. È il pezzo più impegnato, comunque sia. Sì, forse sì. Però anche solo un ricordo. Ok. Perché se lo ricordo è stato forse proprio il primo pezzo, che proprio il ritornello è stata la prima cosa che abbiamo scritto di tutto. Per cui sa anche di inizio del progetto, insomma, quella cosa che ha dato infatti, te lo ricordo. E Dr. Cream? Solo ricordo, musicalmente per me è uno dei più belli del CD, però il pezzo a cui tengo di più è il mio peggior nemico, la traccia con il ragazzo di Los Angeles, il Luciano. Quella traccia a me piace tanto, è proprio una dei migliori. Ne approfittiamo del fatto che hai preso la linea, visto che non avevamo ancora avuto occasione di parlare con te. Come è cresciuto Dr. Cream da Intifada a Casino 23? Diciamo musicalmente il cambiamento è facile anche a sentirlo. Intifada è un CD abbastanza rock come suono, le batterie sono sempre state usate le stesse, mentre Casino 23 ogni base è diversa dall'altra, completamente, non c'è un nesso tra un beat all'altro, c'è il beat south, c'è il beat underground, c'è il beat soul, c'è il beat funky, vabbè, insomma ho campionato un po' di tutto, ho suonato anche, e poi comunque anche grazie a GT Anno Domini hanno completato le produzioni dell'album, è venuto una bella cosa. Allora ragazzi, noi vi ringraziamo di essere stati con noi. È stato un piacere ragazzi, vi Ciao. Eccoti. No, siamo arrivati appunto all'ultimo, stiamo per lanciare il vostro ultimo pezzo, poi siamo in chiusura di trasmissione, per cui ci è arrivata una domanda in bacheca. Mattia ci scrive: un prossimo featuring con Noiz Narcos? Adesso non abbiamo ancora nulla in programma.